Buongiorno da Portoviro, buongiorno da Leandro Maggi. Nel 1995 i due comuni, Contarina e Donada, decidono di riunirsi in un unico comune denominato Portoviro. Abbiamo avuto il piacere di incontrare gli ultimi due sindaci di questi due comuni, Contarina e Donada. Quanto è stato difficile convincere i cittadini del suo paese a unirli a Donada? Ma fortunatamente non è stato questo il problema, anzi il problema è il contrario. È stato più difficile da parte dei cittadini convincere la politica, tant'è che da quando i cittadini ce l'hanno chiesto di fare la fusione ci abbiamo messo 10 anni come politica per arrivare in fondo e a convincerci noi. E quindi problemi non era questo, era nei fatti ormai una cosa che si respirava, ormai la gente non viveva più queste distinzioni di paese e quindi voglio dire, tutto sommato è stata una passeggiata per noi. Dobbiamo ricordarci che nel 1990-95, il periodo in cui ci siamo dati da fare per l'unificazione, a Portoviro c'erano tutti i 55enni, 60enni, 75enni che erano nati già a Portoviro, in quanto il comune fino al 39 era stato un unico comune. Poi per volere di quel periodo politico strano sono stati divisi, anche perché c'era Adria che aveva paura di diventare più piccola e allora siamo divisi ancora in due comuni. Quindi diciamo che siamo stati facilitati anche da questo. Certo che qualche persona che non voleva che diventasse un comune unico c'era perché il campanilismo non è una cosa da poco. 25 anni di comuni insieme, una crescita esponenziale della città, sicuramente una delle città più vive di tutta la provincia. Qualche rammarico? No, anzi, voglio dire, credo sia, come dicevo, ho avuto occasione prima di dire in conferenza stampa, è una di quelle cose che credo ci renderà orgogliosi per sempre. Il rammarico no, abbiamo lavorato intensamente, ci abbiamo messo l'anima e devo dire che in relativamente poco tempo siamo riusciti a superare anche quelle che erano le difficoltà burocratiche del fatto che c'erano i due comuni. Cioè, nel giro di un annetto sostanzialmente abbiamo portato alla norma la cosa, quindi no, assolutamente no. Credo che la cosa migliore sia guardare avanti e vedere se si possono aggiungere a questi due ex comuni anche altri comuni limitrofi come Rosolina e Oreo. Vabbè, vi ringraziamo, praticamente voi siete ancora in carica, o sbaglio? Assolutamente sì, nessuno ci ha ancora sostituiti a Donada e Contarina. Certo che poi c'è stato Gianni Franchi che ha fatto il primo sindaco di Portoviro e che è stato seguito da altri sindaci molto in gamba che hanno portato avanti i programmi che eravamo prefissati e che non hanno tradito assolutamente le aspettative del nostro territorio.